Ad oltre un mese dall'occupazione presidio delle lavoratrici e dei lavoratori al capannone del petrolchimico, nelle prossime ore a Porto Marghera è previsto l'arrivo del segretario nazionale della CGIL, Maurizio Landini. Chiederà anche in maniera molto forte e decisa, come fatto in queste ultime settimane, un cambio di rotta al governo sulle politiche economiche. C'è bisogno di dare sostegno alle famiglie e ai lavoratori dipendenti, servono scelte diverse. Visita in occasione dell'assemblea dei delegati e delegate del sindacato e per dare sostegno e forza agli operai della chimica. Questa scelta è stata fatta di fronte a un'amministrazione comunale sorda che non vuole discutere con i lavoratori del futuro del petrolchimico di Porto Marghera. Sindacati e lavoratori tutti uniti contro la scelta di Eni di dismettere il cracking al petrolchimico senza fornire alcuna garanzia occupazionale al migliaio e più di famiglie che vi lavorano tra lavoratori diretti e indiretti. Lo sta facendo senza chiari progetti di rilancio. Oggi si chiude senza prospettive occupazionali certi per i lavoratori diretti di Eni, ma anche e soprattutto per quelli degli appalti. E oltre a questo noi chiediamo che il capannone del petrolchimico resti ai lavoratori e alle lavoratrici che per decenni lo hanno animato e fatto vivere.